Direttore sportivo del Centro Giovani di Calcio di Reggio, Nicola Palagi, insomma una prestazione meravigliosa della squadra bianconera, ha messo in difficoltà questa corazzata e quindi questo dimostra che il lavoro comincia a dare piano piano i suoi frutti, con pazienza ma piano piano dà i suoi frutti. Certo, intanto voglio fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una prestazione veramente importante contro una squadra che onestamente è una corazzata. Quando dopo 7 minuti hanno fatto le sostituzioni, che ne hanno tirati fuori 4 e messi altri 4, forti tanto quelli che sono usciti, quindi immaginate voi, no? Una squadra come la nostra che incontra una corazzata del genere, come possa reagire. Invece i ragazzi hanno reagito alla grande, hanno saputo soffrire. È stata una partita di grande intensità dove siamo stati all'altezza di giocare contro una squadra del genere, quindi veramente tanti complimenti ai giocatori e al mister. Io ne ho parlato in telecronaca dei complimenti rivolti a te, ma insomma alla società per questo lavoro, perché insomma questa crescita è importante e come si diceva anche prima insieme, se la testa è questa qui possiamo davvero dare noia a chiunque. Ma sicuramente la squadra è stata fatta con una certa, no, pensata, con una certa pensata, con un certo pensiero, e la cosa fondamentale è la viaregginità, no? Io credo che quando i ragazzi incontrano queste squadre in casa nostra, a Viareggio, davanti ai propri amici, ai propri tifosi, deve dare una spinta sicuramente maggiore, no? Giocare per la propria città deve per forza darti qualcosa in più, e stasera i ragazzi hanno dimostrato che veramente ci tenevano a fare una bella figura davanti al proprio pubblico e hanno sfornato una prestazione di altissimo livello. Parlando di pubblico, abbiamo sentito davvero dei cori meravigliosi a fine partita, ma anche nel corso della partita, e questo è importante perché insomma bisogna tornare al palazzetto perché questi ragazzi se lo meritano. Ma sicuramente se lo meritano loro come ragazzi, se lo merita la società, se lo merita il centro, no? La città, di avere un palazzetto con tanti spettatori. Credo che si sia partiti col piede giusto, abbiamo avuto dei buoni risultati di pubblico, credo che poi debbano aiutare anche un pochino i risultati. O prestazioni come quelle di questa sera, sicuramente chi è venuto stasera a guardare la partita ne parlerà nei prossimi giorni e dirà: venite al palazzetto perché ci divertiamo, ci divertiremo. Ora abbiamo un appuntamento importante mercoledì contro il Grosseto. Grosseto è un'ottima squadra con un allenatore che insomma tutti conosciamo molto bene, ha vinto qui gli unici 3 titoli che il centro ha vinto durante la sua storia, quindi c'è un grande rispetto e lo conosciamo bene, saprà preparare alla grande la partita. Noi però dal canto nostro abbiamo un altro, no? Volpone in panchina, che fra l'altro sono anche grandi amici, quindi sicuramente troveranno le giuste contromisure l'uno all'altro. Poi dopo ci sarà il derby e quindi insomma andiamo incontro a un paio di partite veramente importanti. Chiedo al pubblico che ci segua a Grosseto mercoledì e in casa contro il Forte dei Marmi. Per concludere, no? Il centro nel cuore, questa è una cosa che te porti sempre avanti, insomma i risultati poi li porta. Ma sicuramente avere il centro nel cuore ti porta a lavorare sempre con un amore verso questa società, questa maglia, incondizionato, e quindi mi porta anche a soffrire tanto in panchina, perché veramente è stata una sofferenza. Se entra al Separi c'avevo già la Croce Verde dietro che mi portava via, però insomma è stato bello stasera, è stato bello, anche se devo essere sincero, comunque perdere dispiace sempre, e i ragazzi li ho visti arrabbiati giustamente nonostante la bella prestazione, e deve essere così, deve assolutamente essere così, perché da queste prestazioni, da queste arrabbiature dopo una partita del genere si costruiscono le vittorie del domani. Grazie capitano, perché lo sai, per noi rimani il capitano, grazie e in bocca al lupo per tutto. Che sei la voce dello sport e del Carnevale di Viareggio, ormai sei da tutte le parti, ti ringrazio per il tuo tempo. Grazie Nicola.